Parte a Imola la terza fase della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti. Sentiamo dal responsabile servizi ambientali di ERA, Marco Poli, quali sono esattamente i quartieri e le zone coinvolte in questa fase del progetto. Allora, la terza fase interesserà circa 20.000 abitanti e sono le zone di Viale Dante e Campanella, zona Piscina, Linaro, Ponticelli, Fabbrica e zone Montecatone e Via Suore, quindi una zona molto ampia. Nel frattempo ci sono stati già dei dati raccolti grazie alle prime due fasi dello sviluppo di questo progetto, questi dati ce li può elencare? Sì, nelle zone in cui siamo partiti con le prime due fasi abbiamo già superato il 70% di raccolta differenziata, quindi abbiamo avuto uno scatto di oltre 18 punti percentuali di raccolta differenziata. Abbiamo già anche le prime analisi sulla qualità dei materiali, perché è importante fare giuste percentuali, importanti percentuali, ma sono importanti anche la qualità dei materiali che mandiamo a recupero per un effettivo loro riciclo. E abbiamo visto che le qualità sono sensibilmente superiori alla media di altri territori in cui era effetto il servizio e con alcuni punti di eccellenza, ad esempio nelle potature, ma anche per la carta abbiamo dei dati molto buoni. L'altro dato interessante è l'effettiva riduzione degli rifiuti indifferenziato, cioè abbiamo riscontrato che nei cassonetti della raccolta indifferenziata il rifiuto è calato di oltre il 60%, quindi questo è un dato estremamente significativo. E l'ultimo dato importante è che molta gente sta andando alla stazione ecologica. Da una parte perché sono aumentati gli sconti, probabilmente alcuni materiali con il nuovo sistema non sono più conferibili dentro i cassonetti, quindi la gente se ne rende conto e gli accessi in stazione ecologica sono aumentati di oltre il 12 punti percentuali. Quindi Adesso diciamo la data da cui queste isole ecologiche di base saranno attive in questa terza fase. Sì, allora nella terza fase le isole ecologiche di base saranno posizionate a partire dal 13 di marzo e sostanzialmente a partire dal 13 di febbraio i informatori ambientali, tutor ambientali passeranno da ciascuno delle 20.000 cittadini, sono circa 10.500 utenze fra domestiche e non domestiche, per contattarli porta a porta, per consegnare a loro il kit per fare la raccolta differenziata e le tessere nominali, che poi ricordiamo possono anche, per chi non troviamo a casa, possono essere prelevate dai cittadini o presso punti che faremo sul territorio o presso lo sportello di distribuzione tessere che si trova presso la stazione di Via Brenta alla fine di questa fase di distribuzione sul territorio. Se vogliamo un attimo parametrare questi dati che lei ha elencato all'inizio, Poli, con il resto del circondario imolese, dove pure ha fatto partire le isole ecologiche di base, che cosa ci può dire? Ma allora le isole ecologiche di base sono partite un paio d'anni fa anche nel comune di Medicina con un sistema più semplice, limitato alle aree urbane. Anche lì abbiamo riscontrato un incremento di raccolta differenziata dell'ordine di 15-18 punti percentuali. Si partiva da raccolte differenziate molto più basse. È stato attivato il sistema delle isole di base anche nei comuni della Vallata del Setterno dall'ottobre scorso, con un sistema un po' più semplice, in quanto gli obiettivi che hanno i comuni di colline montani sono inferiori di quelli di pianura. Ricordiamo che Imola deve arrivare al 79% nel 2020, i comuni montani solo al 65%, quindi la scelta è stata fatta per un sistema un po' più asciutto, che comunque sta dando buoni risultati, lo stiamo verificando in queste settimane. Altri comuni di pianura hanno chiesto di fare delle valutazioni per attuare un sistema analogo a quello di Imola, che sono allo studio dei comuni e di Atersir, che è l'agenzia che regola il servizio. Quali sono però gli obiettivi da raggiungere, in parte già raggiunti, con il lotto 1 e il lotto 2 di questa riorganizzazione della raccolta di rifiuti a Imola? Lo chiediamo all'assessore all'ambiente del comune di Imola, Tronconi. Gli obiettivi sono quelli di continuare l'estensione del nuovo sistema di raccolta a tutte le città, con esclusione del centro storico e della zona industriale, per aumentare da un lato la raccolta differenziata e dall'altro aumentare la qualità dei rifiuti conferiti. Sono obiettivi che i numeri ci dicono e ci dimostrano che stiamo centrando, ma il grazie va ai cittadini imolesi, alla loro attenzione, al loro grado di civiltà. Ecco, ci sarà anche una quarta fase che andrà a completare il territorio del comune di Imola per quanto riguarda la raccolta, la riorganizzazione della raccolta rifiuti. Ecco, cosa rimane fuori dunque? No, non rimane fuori quasi nulla, perché noi con questo terzo lotto andiamo Fabbrica, Ponticelli, zona di Viale Dante, Campanella e parte di Montecatone. Col quarto lotto chiudiamo la città, in particolare le frazioni Casola Canina,
Sesto Imolese, Sasso Morelli, diciamo tutta la bassa e le parti di città che ancora ci mancano. È importante che tutta la città abbia questo nuovo sistema di raccolta in maniera definitiva. A giugno verosimilmente noi riusciamo a chiudere il cerchio. Ecco, quindi si completerà entro l'estate questa raccolta differenziata a Imola con le isole ecologiche di base. Noi però abbiamo notato che avete mantenuto lo schema di informazione, ha dato dei risultati i risultati che vi aspettavate dunque? Sì, è chiaro che, come dire, questo è un progetto molto grande, non va fatto col prosciutto negli occhi. Noi abbiamo lavorato 1 anno e mezzo prima di proporre il progetto alla Giunta e poi successivamente alla città stessa. Fra le cose che non stiamo modificando è lo schema di formazione e informazione, uno schema se vogliamo che ha una sua complessità e abbastanza importante, perché noi mandiamo le lettere a tutti gli utenti tari. Dopodiché li incontriamo nelle assemblee pubbliche, per questo lotto ne faremo 7, dopodiché gli operatori di ERA andranno casa per casa a consegnare kit e a ripetere le spiegazioni, dopodiché nei quartieri noi faremo le prove dei cassonetti, quando verranno stesi i cassonetti faremo azioni di tutoraggio nelle strade per spiegare ai cittadini che si avvicinano la prima volta come funzionano. Dopo 2 mesi la stesura dei cassonetti noi metteremo in opera le nuove tessere elettroniche che sono queste, che non sono nient'altro che la riproduzione del nostro codice Tari. E con questa tessera si potranno aprire i nuovi cassonetti che, lo vogliamo ancora ripetere, in una prima fase sperimentale potranno avere accesso libero. Sì, per un paio di mesi noi lasciamo l'accesso libero perché vogliamo che i cittadini abbiano il tempo per prendere confidenza con i nuovi cassonetti. Dopo 2 mesi invece diventa obbligatoria la tessera. Se facessimo trascorrere troppo tempo rischieremo che i cittadini poi dopo non trovano più la propria tessera o chiedono il duplicato. Diciamo che è il tempo giusto che noi abbiamo verificato per far prendere le nuove abitudini alle famiglie. Ecco. Da questi incontri che avete fatto con la cittadinanza sono emersi anche dei consigli, delle cose che hanno fatto migliorare ulteriormente il servizio in questi mesi? Allora, noi tutte le segnalazioni che ci arrivano da parte dei cittadini con tutte le modalità e anche il lavoro che fate voi come organi di informazione per noi sono molto preziosi, perché noi non abbiamo la bacchetta magica e le segnalazioni e i consigli sono molto utili. Devo dire che i temi emergenti che noi incrociamo nelle assemblee sono la preoccupazione per qualche fenomeno e anche l'arrabbiatura per i fenomeni di abbandono dei rifiuti e devo dire l'arrabbiatura qui in primis per purtroppo le deiezioni canine che si trovano in giro per la città e i cittadini sono particolarmente arrabbiati di questo fenomeno. In conferenza stampa, Assessore, è emerso anche che state cercando una soluzione proprio per quest'ultimo problema che lei ha detto. Allora, considerate che nel comune di Imola sono 7.000 i cani censiti, è chiaro che non esiste una soluzione tecnologica o non esiste un'azione coercitiva se 7.000 padroni di cani 2 o 3 volte al giorno portano il loro cane fuori e culturalmente non c'è un salto della qualità nel rispetto dei luoghi che vengono percorsi. Non è pensabile senza uno scatto culturale di risolvere il problema. È vero però che sperimenteremo anche nei nuovi cassonetti un foro laterale pensato proprio per le deiezioni canine in modo da dare un'opportunità in più, oltre ai tradizionali bidoncini, quelli piccoli che troviamo nelle strade e nei parchi, un modo in più per conferire appunto le deiezioni dei cani. Vogliamo ricordare che ci sono delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti? Sì, l'abbandono dei rifiuti è qualcosa di abbastanza grave, ci sono delle sanzioni che variano dai 30 ai 200 euro, noi nei primi quartieri dove siamo partiti abbiamo fatto partire anche una denuncia penale perché il reato era reiterato da parte dello stesso utente. È spiacevole ma è necessario perché rifiuto chiama rifiuto e noi dobbiamo fare capire alle persone, soprattutto coloro che sono reticenti, che non possono fare quello che vogliono. Un'ultima cosa, Assessore, una volta completata questa riorganizzazione in tutto il territorio rimarranno fuori il centro storico e la zona industriale, perché?
Ma la zona industriale perché ha un sistema di raccolta porta a porta che riguarda soprattutto i rifiuti che vengono dalle produzioni stesse, sia degli artigiani che delle industrie, che hanno dei loro canali di smaltimento che funzionano piuttosto bene. Il centro storico ha una sua delicatezza, nel senso che le nuove IEB sono comunque stecche di nuovi cassonetti da 13,5 metri. Il centro storico ha una conformazione urbanistica che probabilmente non permette la replica come abbiamo fatto negli altri quartieri, in più in centro storico noi abbiamo le isole ecologiche interrate, perciò credo che vada fatta una riflessione con un po' più di attenzione, un po' più di calma.